signore e signori, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay, oggi in diretta dagli studi di Tele Europa Network, 6 novembre. Partiamo subito parlando del Crotone che conquista 3 punti importantissimi sul campo del Bologna e che vince per 3-2 e affronterà tra 15 giorni dopo la pausa della nazionale il Genoa. Per la Serie C la copertina di oggi la dedichiamo a Rende che conquista un'altra vittoria e sabato sera al Marco Lorentzon vince per 1-0 contro la Sicula Leonzio, quindi Rende che vola ancora sulle ali dell'entusiasmo. Notte fonda per il Cosenza che vede svanire l'ennesima vittoria a pochi minuti dalla fine e pareggia al San Vito Marulla per 1-1 contro il Fondi. Perde anche il Catanzaro alla terza sconfitta in 5 gare e pareggia a Caserta la Regina per 0-0. Presento subito il conduttore della trasmissione, Franco Segreto. Buon pomeriggio a tutti. Oggi veramente una puntata ricca di documenti filmati e di ospiti di alta qualità. Grazie Silvia, a te la parola. È ricco anche il nostro parterre. Partiamo subito a presentare gli ospiti. Dalla mia destra l'allenatore dell'Under 15 del Rende, Titti Branda. Buonasera. Ma Titti è stato con noi per tanto tempo qui a commentare anche con non 90° minuto, lezione di tattica, Titti? Sì. Bei tempi. Bei tempi, sì. Osservatore e scouting di calcio, Walter Perrotta. Grazie di essere intervenuto. Buonasera. Il nostro amico ed opinionista, oggi più agguerrito che mai, Aldo Cennamo. Salve, buongiorno a tutti, grazie. E il dottor Mimmo Bilotta, nostro collaboratore per quanto riguarda la pagina economica. Allora Salve. Franco. Anche lui c'è oggi, Mimmo ci dirà poi qualcosa sul management. Ringraziamo tutti i nostri ospiti di essere intervenuti e partiamo appunto col parlare del Crotone. Crotone che vince per 3-2 a Bologna contro il Bologna di Donadoni, doppietta di Budimir e gol su rigore di Trotta. Allora, questo Crotone. Il VAR che ha dato in effetti poi ha segnato il calcio di rigore perché l'arbitro era dubbioso più che mai. Crotone che dobbiamo dire ha battuto in casa la Fiorentina, ha vinto in trasferta a Bologna, 6 punti importanti che lo portano poi in classifica generale quasi a metà classifica, 12 punti insieme al mio Cagliari che ha battuto il Verona per 2-1. Insomma, un Crotone che si è messo sulla strada giusta, fa della grinta, della volontà, diciamo, e della determinazione, qualità, però contro le squadre che forse hanno più qualità, come in Serie A ma anche in Serie B e in Serie C, come il campionato del Cosenza e delle Rende, per esempio Catanzaro e Regina, ci vuole corsa per cercare praticamente di diminuire la forbice e quindi il gap che c'è tra una squadra che ha maggiore qualità rispetto al Crotone che magari ne ha di meno. Però detto questo ha ritrovato Budimir che era andato in gol anche la settimana precedente contro la Fiorentina, 2 gol realizzati al Dallara di Bologna, la dicono lunga su questo diciamo reparto avanzato insieme a Semì, insieme a Trotta che ha realizzato sul calcio di rigore. 12 punti, ci sarà una sosta di 2 settimane, si riprenderà il prossimo 18 novembre contro il Genoa appunto in casa, e il Genoa che ha cambiato allenatore proprio in queste ore, è stato esonerato Juric, al suo posto è arrivato Ballardini, insomma è una partita alla portata del Crotone, però sa quando si cambia allenatore c'è sempre una scossa, una partita da non prendere assolutamente sotto gamba. Te la parola. Ascoltiamo allora Mister Nicola e poi facciamo un giro di interventi con i nostri ospiti. Ok. Bologna secondo me ha fatto la sua partita stasera, ha avuto le sue occasioni, noi nelle nostre siamo stati molto abili. Sono contento perché i ragazzi stanno lavorando molto, con grande impegno, però io vedo che c'è ancora tanto da fare. Noi dobbiamo fare i punti per arrivare alla salvezza, i punti che adesso sono importanti perché noi non sapremo, c'è da fare un tot di punti insomma, quindi noi non sapremo quando saremo in grado di farli, dobbiamo interpretare ogni partita con l'idea di poter strappare più punti possibili, anche perché non è pensabile pensare appunto che tu possa fare un exploit magari come l'anno scorso. Ogni campionato ha la sua storia, le sue dinamiche. Sono contento, ripeto, perché ci sono delle situazioni per le quali stiamo insistendo molto ed è soprattutto l'atteggiamento mentale nel muoverci da squadra. Per la seconda partita consecutiva vedo che ci sono dei miglioramenti, ma vedo altrettanto che ci sono delle cose ancora da migliorare. Allora, Mister Branda, questo Crotone, Nicola
Forse quest'anno ha indovinato subito la ricetta per raggiungere il più presto possibile la salvezza. Ma un anno di rodaggio in Serie A è indubbiamente utile, è stato utile. Giocare poi dalla prima partita a Crotone, mentre non dimentichiamoci l'anno scorso la prima parte è stata giocata su campi neutri e quindi praticamente del tutto fuori casa, sicuramente ha il suo peso. Certo, Nicola è un ottimo allenatore, sicuramente ha saputo mettere da subito quest'anno la squadra in un certo modo. Anche l'ingresso del VAR quest'anno, diciamo che ha contribuito, per esempio nella partita di domenica, in un episodio che secondo me è stato decisivo. Se fosse stato l'anno scorso il Crotone a Bologna avrebbe perso 2-1 o 3-1 e ieri invece ha vinto 3-2 grazie secondo me proprio alla tecnologia, sì. E Walter, anche l'attacco sembra funzionare rispetto all'inizio del campionato quando i gol non arrivavano, cioè si produceva un buon gioco ma si segnava poco. Adesso invece anche l'attacco inizia a far bene. Sì, c'è da dire che il Crotone, come diceva Titti Branda prima, l'anno scorso all'inizio ha dovuto peregrinare in campo neutro, cioè a Pescara. E quest'anno è iniziato il suo campionato nel suo stadio, l'Ezio Scida, e forte delle esperienze dell'anno scorso il mister Nicola ha messo le cose a posto già dall'inizio. Una squadra aggressiva, con una forte mentalità, grande appartenenza alla maglia, questi buttano il sangue in campo, quindi io penso che grande intensità di gioco, e penso che se terranno per tutto il campionato con questa intensità di gioco, io penso che il Crotone si salverà al più presto possibile. Aldo, Crotone-Genoa dopo la sosta. È una partita abbordabile, visto anche il cambio di allenatore sulla panchina rossoblù del Genoa? Ma io penso che dopo il risultato fatto a Bologna, c'è la cassetta, avevo pronosticato la vittoria del Crotone perché veniva già dalla vittoria in casa e a Bologna si capiva che andava per cercare di fare i 3 punti e gli avrebbe consentito questo di fare un bel salto in classifica mettendosi quasi a 7 punti dalla zona retrocessione, per cui la classifica gli dà anche una mano, nel senso che giocano adesso in un certo modo. E col Crotone Genova c'è il cambio dell'allenatore del Genova, Ballardini, che ritorna dopo tanto tempo a Genova, l'ha salvato un paio di volte Ballardini al Genova, probabilmente il Genova, sentendosi in pericolo, ha tentato di nuovo per la terza volta a ricorrere a Ballardini per cercare di vedere se la classifica può migliorare. Io penso che l'entusiasmo, il campo stesso del Crotone, i tifosi, tutto il contorno che si muove intorno al Crotone, penso che domenica ci saranno altri 3 punti e questo probabilmente dà la possibilità al 90% al Crotone di salvarsi. Dottor Bilotta. Il Crotone è un bel esempio di calcio artigianale che ancora diciamo, resiste, no? Abbiamo fatto tutti gli auguri perché il calcio che sarà, quello dei grandi numeri, che già nel campionato di Serie A si sta capendo come purtroppo gira, no? Ci sono 3 tornei all'interno dello stesso campionato. In futuro avremo sempre più diciamo, squadre fortissime, legate a bacini territoriali importanti, che rappresentano gruppi economici diciamo, straordinari. Io voglio dire, oggi c'è uno speciale su un quotidiano nazionale che disegna Suning praticamente la proprietà dell'Inter, fattura quanto l'Eni italiana, 54 miliardi di euro, 10 volte di quanto fattura Fininvest, che pure era un gruppo importantissimo quando era proprietaria del Milan. Questi sono i numeri, no? Secondo Forbes Siosang ha una fortuna personale di 5 miliardi di euro. Quindi cosa potrà fare una piccola squadra calabrese in questo contesto? Auguriamoci che queste eccezioni duri nel tempo e che il Crotone si salvi presto, ci mancherebbe altro. Però la mia impressione
che la globalizzazione che già si è verificata nel settore manifatturiero prima e finanziario dopo, ora ha messo mano ai servizi e allo sport, e da qui a qualche anno avremo un calcio che sarà davvero diverso da quello che stiamo abituati a commentare. Come economista mi insegni che i soldi, il Milan ha speso 250 milioni di euro, si trova in una situazione di classifica, poi bisogna saperli spendere i soldi. Il Crotone, ne parleremo dopo. per dire che il Crotone alla fine ha saputo amministrarsi, che conferma la regola. E poi la Calabria deve essere orgogliosa di avere una squadra come il Crotone in Serie A. La mia preoccupazione è che in futuro queste eccezioni saranno, ma come dire, è in ordine questa cosa, ci sta tutta. La mia preoccupazione è che avremo un calcio nei prossimi anni dove queste eccezioni saranno sempre più rare. Ovviamente auguriamoci che il Crotone li salvi presto, e così io potrò andare a rivedere la mia Inter per la terza volta a Crotone in 3 anni, che è una buona cosa. Bene, che è una buona cosa, sì, una buona cosa. Vai, Franco, passiamo alla Serie C? Sì, passiamo alla Serie C, perché ne abbiamo ben donne. La copertina, l'abbiamo detto inizialmente, è dedicata al Rende. Vai con allora, andiamo a leggere i risultati e la classifica. Casertana, Regina, c'è un errore. C'è un errore, sì, errore perché è 0-0 e non 0-3. Poi Catania Bisceglie 4-1, Cosenza Fondi 1-1, Fidelis Andria Lecce 1-1, Matera Juve Stabia 1-1, Rende batte Sicula Leonzio per 1-0, Paganese batte Siracusa 3-2, Trapani Agragas 1-0, Francavilla Catanzaro 1-0. Andiamo a leggere la classifica. In testa troviamo sempre il Lecce solitario a 27 punti, 22 punti per il Catania, a 21 Monopoli e Trapani, 20 punti per il Siracusa, 18 Matera insieme al Francavilla, Rende e Regina 17 punti, Juve Stabia 16, Catanzaro, Sicula Leonzio e Bisceglie 12 punti, a 10 punti Paganese Fondi, 9 punti Casertana, Agragas e Cosenza, chiude la Fidelis Andria a 8 punti. Allora Franco, cosa ci dice questa classifica? Allora vediamo, il Lecce sempre solitario, in vetta alla classifica, anche se ha pareggiato con l'Andria, il Catania a seguire, che ritorna alla vittoria, una vittoria abbastanza importante per 4-1, il Trapani che continua a vincere, e poi sotto che succede un po' di tutto, troviamo Regina, Rende a 17 punti. Diciamo che troviamo Regina e Rende a 17 punti, che sono in piena zona playoff, quello che forse nessuno si aspettava all'inizio campionato, perché sono 2 squadre giovani, costruite praticamente per lanciare dei giovani, quindi mi riallaccio a quello che diceva prima l'amico Mimmo Bilotta, che in effetti il calcio è cambiato. Quando c'hai una squadra che porta allo stadio di non più di 5, 6, 700 mila spettatori come a Rendo, come magari in questo momento a Cosenza, devi lanciare i giovani se ti vuoi mantenere in questo limbo della Serie C, perché non ci sono contributi, c'è pochissima televisione tranne Sport Italia al venerdì, per Rai Sport il lunedì col posticipo, ma sì e no nel campionato poi andrai 2 volte in rete, non di più. Detto questo, cosa ha detto il campionato? Per quanto riguarda le parti alte, il Lecce deve ringraziare questo ragazzo Riccardi, difensore centrale, che è stato buttato nella mischia anche contro il Cosenza, perdeva 1-0 ad Andria e poi è riuscito a pareggiare sui titoli di coda al 93esimo, quindi mantiene 5 punti di vantaggio sul Trapani, che ha battuto l'Akragas, che arriva alla sua terza sconfitta consecutiva, e poi il Monopoli è riposato, è rimasto a quota 21, quindi diciamo che le posizioni di alta classifica si stanno oramai delineando. Poi c'è, per quanto riguarda le calabresi, c'è questa bella vittoria del Rende, cui dedicheremo appunto la copertina, con un gol di questo ragazzo Laribbi, che lo scorso anno giocava, io ero a vedere la partita qui sabato sera con Titti Branda, con qui presente, un ragazzo che giocava nel Rocella Ionica. Il Rende ne ha tanti ragazzi che lo scorso anno giocavano chi in eccellenza, come ad esempio Blatz, che viene dalla scuola Genoa, chi come Laribbi appunto dalla Serie D, gente che corre, gente che praticamente si mangia tra virgolette l'erba, come per usare una frase fatta, e
in altre squadre come il Cosenza io ad esempio non vedo questi ragazzi così, come dire, con animus pugnanti, con ragazzi determinati, grintosi nell'uno contro uno. Io non avevo visto mai il Rende dal vivo, l'avevamo sempre commentato attraverso le immagini degli highlights, però dal vivo, caro Mimmo, cari amici che siete qui presenti, ho visto una squadra maschia, una squadra che praticamente, caro Walter, mi ricorda i tuoi tempi della San Benedettese, del Cosenza, della Salernitana, mai il raddoppio si triplica su ogni pallone, insomma una squadra che mi ha lasciato veramente, specie nel primo tempo, mi ha fatto veramente una gran bella impressione. Complimenti a Brunello Trocina, allo staff, al preparatore atletico, all'amico Michele Bruni, tutti quelli che il vice Ginobili, insomma, ruotano intorno a questa squadra, perché effettivamente a Rende c'è una programmazione che sta dando, diciamo, i propri frutti. È difficile raccontare il Cosenza, è difficile perché? Perché è una squadra, io non dico strana come l'ha definita Braglia, ma è una squadra scarsa, consentitemi di dire, per quanto riguarda l'assemblamento. È stata messa su dal DS Trinchera quest'estate, ma è una squadra che al momento non ha né testa e né coda. Mi spiego meglio, è una squadra che non ha un'idea di gioco, non l'aveva con Fontana, non ce l'ha con Braglia. Sì, è arrivata la vittoria di Reggio, una bella partita in trasferta a Reggio Calabria, ma poi quando si gioca davanti al pubblico amico, sono diventati 700-800, cara Silvia, siamo passati dai 13.000 del Pordenone. È una squadra che lascia desiderare, impaurita, in preda ad ansie e a paure immotivate, si prende gol, il Cosenza si sgonfia come neve al sole, si scioglie, caro Walter, e quindi manca, come suol dirsi poi, come dire, la reazione. È una squadra che dal mio punto di vista è mentale. Diciamo che il problema del Cosenza è veramente serio, molto serio, è un problema mentale. Qualche settimana fa io dissi in questa trasmissione di essere preoccupato, lo sono ancora oggi tanto, veramente tanto. Andiamo allora a vedere le immagini di Rende Sicola Leonze e poi le commentiamo insieme. E c'è Titti qui che ci aiuta a dare una mano, perché lui i giocatori li conosce, ci allena tutti i giorni con i suoi ragazzi. Ecco qua, qui c'è l'arbitro che per la verità mi ha fatto una buona impressione, vero no? Vero, vero. Per me ha meritato la sufficienza anche oltre. Rende maglia bianca, qui c'è Arcidiacono che gioca nella Sicola Leonzio, Sicola con la maglia rosso-blu, c'è un primo attacco qui con D'Angelo per Marano, il tiro e si perde fuori alla sinistra del portiere del Rende Forte. E qui abbiamo una battuta, ecco c'è una touche, per usare un gergo rugbyistico, con Blazze, palla per Rossini, cross in aria, c'è lo stacco mi sembra di Vivac, quella palla termina fuori. È stata tutto sommato una partita, diciamo, poi fondamentalmente equilibrata, dove il Rende ha spinto maggiormente nel primo tempo, poi nella ripresa si è avuta la reazione della squadra di Pino Rigoli che in effetti doveva rimontare lo svantaggio, non ci è riuscito per la buona disposizione di questo Rende che poi ecco qua, qui c'è D'Angelo che tira, ma diciamo, è telefonato il tiro. È una squadra solida, Titti, è una squadra che è compatta tra i vari reparti. Tu sei lì a Rende, quindi puoi dirci qualcosa, mi puoi supportare in questa mia tesi? Sì, ormai diciamo, io ho visto più di una partita di quelle giocate in casa del Rende, le caratteristiche le hai individuate bene tu. È una squadra che gioca, che esalta il gruppo, una squadra molto compatta, molto fisica. Si aiutano tra le parti, basta vedere il lavoro che fanno. Questo è il gol che stiamo vedendo. La posizione di Laribbi, c'è diciamo che la barriera, sono saltati tutti, combinazione, il pallone è passato sotto i piedi di un giocatore. Combinazione no, perché l'ha giocata la punizione. L'ha ingannato forse. Ecco qua, vediamo, si allargano i giocatori e poi la barriera si alza. Ha messa al palo di sinistra di Narciso. Sul salto della barriera e sul palo opposto del portiere. Quindi stavo dicendo, basta vedere il lavoro che fanno le punte, sì. Lavorano tantissimo, è vero anche che segnano poco, però in questo momento al Rende basta un gol per poi portare a casa il risultato. Ha delle ottime individualità anche tra ragazzi che fino all'anno scorso disputavano tornei inferiori, campionati inferiori, quelli che hai citato tu prima, Blazze, l'esterno sinistro, che ha una grande forza fisica e un ottimo piede, spinge dal primo al 90°, Laribbi che è un centrocampista
completo, può giocare sia interno in un centrocampo a 3, può giocare anche come sta giocando le ultime partite da centrocampista centrale, proprio basso, sempre nel centrocampo a 3 e sempre disputando partite al di sopra della sufficienza. È un ragazzo veramente interessante. E poi Sansone, il difensore 97, io ho visto 4 partite, non l'ho visto praticamente sbagliare mai. Ha un ottimo piede, quindi è utilissimo anche nelle ripartenze, è un ragazzo che ha i tempi nelle chiusure, cioè, è una squadra che ha delle caratteristiche precise, segnerà poco, tranne che ovviamente non si sblocchi Actis Goretta per esempio, oppure a gennaio, visto anche l'infortunio dell'altro attaccante, Ricciardo, il presidente non torni sul mercato. Però è una squadra molto molto solida e per tutte le altre squadre, a cominciare dal Lecce a finire all'ultima squadra di questo campionato, il Cosenza e l'Andria. Giocare contro il Rende sarà molto dura. Franco, volevo fare una domanda a te. Prego. Allora, fino al gol del Rende abbiamo visto comunque 2 squadre ben messe in campo, sì, che oggi come oggi insomma è stata una gran bella partita. Poi dal gol in poi abbiamo visto il Rende prendere in mano la situazione e comunque bloccare l'affondo della Sicula. Questo Rende secondo te dove può arrivare oggi? Ma guarda, loro sono partiti sulle ali dell'entusiasmo, nel senso che una volta essendo stati ripescati poi in Serie C avevano una squadra messa per tra coloro che sono sospesi, tra la Serie D diciamo, e la Serie C. Poi hanno aggiunto qualche giocatore importante come Pambianchi. Io per esempio ho visto questo difensore centrale che mi ha fatto un'ottima impressione, forse uno dei migliori difensori centrali diciamo, della categoria. Era a Taranto lo scorso anno, purtroppo poi il Taranto con tutto quello che è successo, contestazioni, violenze anche eccetera eccetera verso i calciatori, quindi è stata un'annata particolare, difficile, sono retrocessi, però a Rende ha ritrovato praticamente il suo status diciamo, di difensore, capitano della squadra. Ho visto questi ragazzi che giocavano prima a Cosenza, che ha citato anche Titti Brand, Pari De Marchio, Sansone, cioè perché non sono rimasti non riesco a capirlo. E adesso stanno facendo le fortune del Rende. Dove può arrivare? Questo Rende secondo me l'obiettivo è la salvezza, l'ho sempre detto il Presidente Coscarella, però non dimentichiamo, e poi volevo far intervenire anche qualcuno degli ospiti, che praticamente c'è il deferimento per quanto riguarda quella fideiussione che non è stata accettata inizialmente e poi dopo nelle successive 48 ore il Presidente, che poi ha chiamato i danni eccetera eccetera, che l'aveva proposta questa fideiussione iniziale, ne ha presentato un'altra ed il Rende è stato iscritto al campionato secondo il Presidente Gravina con una forzatura, è stato deferito in base all'articolo 1 bis con responsabilità diretta, dico diretta e non oggettiva della società. Questo significa che poi si andrà in dibattimento e vedremo quelle che saranno le richieste sia da parte della Federazione di Gioco Calcio, vedremo un attimino quello che diciamo, verrà fuori, comunque noi la seguiremo, quindi il Rende fa bene, voglio dire, ad aumentare la sua posizione in classifica, in virtù di questo fatto, non so se saranno 1, 2, 3 i punti di penalizzazione, quello che sarà, però insomma mettere del fieno in cascina in questo momento significa praticamente arrivare alla salvezza. Prima posto Ciraldo che voleva forse aggiungere qualcosa. Prego, prego. Molto. Poi abbiamo Mimmo che è anche un Mimmo, poi sentiremo anche il dottore Bilotto. Le fiduzioni, io ho fatto anche tante fiduzioni quando ero in servizio, per cui conosco il meccanismo. Cioè, quando si fanno le fiduzioni, o quando le facevamo noi, c'è una griglia, c'è la gazzetta dell'ufficiale che pubblica gli enti, le banche, le assicurazioni e via dicendo, quelli che devono essere, sono accreditati, diciamo, per cui si deve attingere nel caso da quelli che sono in gazzetta ufficiale. Il Rende ha fatto questa prima fiduzione, l'ha presentata, prima di presentarla ha chiesto all'ente, a chi la produce, non era italiana, era straniera. Esatto, a chi la produce, che era una fiduzione garantita, garanzia, per cui si poteva tranquillamente spendere per presentarla. Il Rende ha presentato questa fiduzione, la Lega, chi per la Lega, i suoi legali, tecnici e via dicendo, hanno ritenuto invece che questa, la prima era una fiduzione senza alcuna garanzia, non c'era diciamo la garanzia. Quindi il Rende immediatamente ha denunciato
fatto una denuncia a chi ha prodotto questa fiduzione che secondo la Lega era una fiduzione fasulla per intenderci, e ha presentato un'altra fiduzione, una fiduzione che è valida, però è stata presentata in ritardo, un giorno di ritardo. La Lega toglie il rende perché i termini erano scaduti, il rende si rivolge al legale a Chiacchio, come si chiama lui, che non volevo dire Chiacchio perché mi sembra una parolaccia, io cercavo di attorcire la cosa. A quel punto vince il ricorso il rende, per cui la Lega, sconfitta malamente, perché è una sconfitta amara per questa Lega DC che mi sembra un'armata Brancaleone per intenderci, e il rende viene riammesso in Serie C a scapito di qualche altra squadra che probabilmente aspettava che si perdesse il ricorso e che il rende venisse tenuto fuori. Questa è la storia. Oggi ci troviamo che la Lega referisce e se dovesse andare avanti, secondo me è una bolla di sapone, la rende rischierebbe, tra le tre cose che può rischiare, i famosi 2 punti o 3 punti, oppure l'ultimo in classifica, oppure la radiazione, rischierebbe probabilmente un paio di punti di penalizzazione. Se questo è il modo di fare calcio della Lega, come siamo ridotti con tutta questa situazione che c'è, spiegatemi voi che colpa ne ha il presidente del Rende o il Rende? Benissimo, e noi salutiamo il presidente del Rende e il Rende che praticamente stanno disputando un ottimo campionato e quindi un in bocca al lupo. Ci dobbiamo fermare un attimo per la pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati per la seconda parte di Replay. Allora, voleva intervenire il dottor Bilotta sulla fideiussione, poi andiamo avanti. C'è da dire che una lista effettiva di soggetti abilitati a rilasciare questo documento non può esistere perché in realtà è in continuo progress. Peraltro noi abbiamo una prospettiva anche europea, cioè dobbiamo operare praticamente con società abilitate che siano pure in un ambito come dire, comunitario. Quindi io ritengo che, diciamo, per come la cosa è stata detta, per quello che sono diciamo, il mio grado di conoscenza, che quello del Rende sia un atteggiamento assolutamente in buona fede e che secondo me non merita neanche la penalizzazione dei punti, al limite una piccola modesta multa. Del resto tu queste piccole società o hai un minimo di flessibilità insomma, e capisci che hanno bisogno, oppure veramente, si va al discorso mio iniziale, fai operare soltanto grossissime società, insomma, Rende rappresenta anche il Rende è una eccezione in un contesto territoriale, insomma, in fondo Rende è un quartiere dell'area urbana cosentina, no? Mi fa pensare un po' al Chievo Verona rispetto al Verona, voglio dire, quindi va guardato secondo me con simpatia, no? Proprio per evitare diciamo, quei fenomeni, se no c'è da dire che Rende e Cosenza insieme hanno meno punti del Lecce, allora dovremmo fare il discorso, visto che ormai i comuni si stanno unificando, area urbana, una sola società, ma forse lo sport, almeno quello minore, potremmo lasciarlo fuori da questo tipo di fusioni obbligatorie e guardare. Allora la Lega dovrebbe avere verso il Rende un atteggiamento secondo me più comprensivo. Insomma. Sono d'accordo col dottore Bilotta, vai Silvia. Ascoltiamo le parole di mister Trocini. Questo è bravo. È stata una partita, ripeto, sono felicissimo della gara che abbiamo fatto. Abbiamo costruito meno perché loro non ce l'hanno permesso, perché avevano 2 attaccanti e un trequartista, poi avevano 3 attaccanti sui nostri 3 difensori. Erano più aggressivi, dovevano recuperare la partita, hanno una rosa importante, hanno una squadra a mio avviso di valore, per cui sì, ci hanno costretto in alcuni casi a buttare del pallone, non ci trovo nulla di male, anzi l'obiettivo è il principale risultato. Sia Catanzaro che oggi è cambiato l'atteggiamento delle squadre avversarie, non il nostro. Perché oggi ha cambiato il sistema, fa prima e secondo tempo, ha messo 2 attaccanti e un trequartista provando a non farci giocare perché era sotto. Quando si gioca in questa maniera si fa più fatica a costruire, stessa cosa col Catanzaro, faticavano a giocare, hanno dovuto cambiare qualcosettina, uomini, attaccavano con più uomini, non ci permettevano di costruire da dietro, ma quando vengono in tanti in avanti tentando di toglierti la costruzione dal basso, chiaramente dietro
si rischia di rimanere uomo contro uomo. Noi in questo siamo anche bravi, lo sappiamo che alcune cose, che alcune volte possono succedere queste situazioni qua e ci è andata bene. Allora, mister Branda, domani ci sarà il turno infrasettimanale e il Rende andrà a Trapani, quindi partita abbastanza difficile. Il Rende di mister Trocini comunque la sua caratteristica principale è quella dell'aggressività. Che partita farà domani a Trapani? Ma le caratteristiche che abbiamo detto prima l'avranno anche domani, cioè giocare a Trapani sicuramente in un campo difficile, una squadra che è retrocessa dalla Serie B, sicuramente il Rende non andrà a fare una partita garibaldina, ma farà una partita piena di pressione, una squadra, come dicevo prima, che giocano tutte e 10 nella fase difensiva, vanno ad attaccare la palla, vanno ad attaccare la fonte di gioco, quindi farà la partita secondo le proprie caratteristiche, con buone possibilità secondo me anche di fare risultato. Aldo, volevi dire qualcosa? No, volevo dire che Franco prima ha fatto un bel passaggio sul Rende quando ha parlato dei giovani, è una materia che a Cosenza purtroppo quest'anno non l'abbiamo più vista. Dobbiamo fare gli elogi al direttore sportivo del Rende, Martino, che ha fatto un lavoro eccezionale, a differenza di quello del Cosenza che invece ha portato la squadra negli ultimi posti, perché la responsabilità dopo lo diremo di chi è. Quindi il Rende, merito al Rende, ma merito soprattutto a Brunello, perché chi vede le partite del Rende e capisce di calcio vede proprio la filosofia di questo allenatore, che è bravo, che sa mettere la squadra in campo, che sa fare i cambi, che sa quando la squadra deve pressare o non deve pressare, cioè ha tutto un modulo di gioco con dei giovani interessanti che saranno sicuramente, si propongono il prossimo anno anche a livelli più alti del Rende, a fare calcio, così si costruiscono, perché se tu non hai spestatori, come hai detto tu Franco, tu devi puntare sui giovani, devi costruire almeno 2 o 3 giovani che ti consentono poi di andare sul mercato, fare cassa e spendere i soldi per rafforzare la tua squadra. Questa è la filosofia del calcio. E poi volevo chiedere qualcosa a Mimmo. Che trasmette grande tranquillità all'ambiente. È normale. La grande tranquillità che trasmette Brunello, mister Trocini, è dovuta anche al fatto, e questa ovviamente è una sua grande dote, di farsi seguire, ma non farsi seguire solo dai giocatori, ma è un allenatore che è seguito anche dalla dirigenza, cioè si respira un blocco granitico tra la conduzione tecnica ma lo sai perché, e quindi i giocatori queste cose le respirano. Titti, lo sai perché per i giocatori è importante. Scusa Aldo, finisco. Giocare a Cosenza è molto più difficile, perché Cosenza è una realtà più complessa. Il presidente, con tutti i meriti che ha avuto in questi anni e i demeriti, è sicuramente un presidente non tifoso, quindi non dà la stessa carica, la stessa tranquillità che può dare il presidente del Rende. Il tifoso cosentino è un tifoso particolare. Esigente. In questo momento ovviamente una squadra blasonata come il Cosenza in Lega Pro, ultimo in classifica, anche per i giocatori più esperti comunque è giocare sotto pressione. Non è la stessa cosa che giocare a Rende. ti volevo dire, scusa, 30 secondi. E poi 30 secondi perché poi abbiamo Walter che vuole intervenire, e il dottore Pilotta. Ma il Rende ha avuto anche un'altra intelligenza, caro Tito, io lo dico spesso, nessuno si deve offendere. Ha avuto un'intelligenza di prendere gente dal direttore sportivo all'allenatore, al direttore generale, al presidente, gente del posto, perché ce ne sono, Walter Perrotta, Gagliardi, e tutto quello Gigi che c'è, tu stesso, Gigi De Rosa. Ma scusate, ma di che cosa stiamo parlando? Qui abbiamo preso invece gente che viene dal nord, perché altisonanti, probabilmente raccomandati da gente del nord, altisonanti, e facciamo la fine che facciamo. Andiamo al mercato, probabilmente non conosciamo i giocatori e portiamo giocatori che hanno già una 34, 35, 36 e in questi campi non ci vogliono i giovani in questo campionato. Questa è la mia tesi. L'allenatore della Beretti si chiama Francesco Modesto. Francesco Modesto è stato un fiore all'occhiello del Cosenza Calcio, non del Rende Calcio, eppure è nel Rende Calcio e non nel Cosenza Calcio. Gigi De Rose è stato quello che è stato per il Cosenza
è il responsabile del settore giovanile del Rende Calcio, non del Cosenza. Quindi ho detto bene. Hai detto benissimo, io ti sto dicendo... Vediamoti Walter, No, sentiamo Walter Perrotta. Volevo aggiungere, Prego. quando riguarda la differenza tra giocare al San Vito, Sì. ecco, fa parte del Cosenza, fa parte del Rende. C'è una bella differenza perché ci sono le pressioni esterne. Al Rende quasi zero, a Cosenza sono tantissime. Poi è normale che un calciatore che gioca a Cosenza deve onorare questa maglia, è un orgoglio per un giocatore giocare al San Vito davanti a tanta gente e deve avere anche la personalità, magari più avanti nella trasmissione potremo ampliare più il discorso. Sì, della E sua personalità. quindi non è cosa da poco, oltre, fermo restando la bravura di Brunello, che ho avuto anche come giocatore ad Andria, quindi quando ero con Patania, in C2, sta facendo ottime cose. Ma è una famiglia il Rende, Sì. è una famiglia, è vero. giocano tutti... È così, ma la può costruire anche il Cosenza, questa cosa qua. Non è Ma che- noi siamo qui per questo, noi le capito. nostre trasmissioni servono proprio a dare degli input positivi al Presidente Guarascio che in questo momento insomma, è in difficoltà, parliamoci chiaramente, possiamo- ha costruito un progetto rispetto all'anno scorso più pregnante, inizialmente ha speso più soldi, caro Mimmo. Bravo, questo volevo, la domanda mia era questa. Determinante. Esatto. La stampa, il pubblico, l'informazione che oggi circola velocissima, In rete. web, social. È chiaro che una squadra praticamente come il Rende ha tutta la leggerezza di non dover dare, come dire, non ha creato nessuna aspettativa, no? Pressioni zero, e quindi si gioca con grandissima tranquillità. Il Cosenza viceversa ha resettato più volte negli ultimi anni, ha dovuto rimediare, si è detto, un presidente che ce l'ha messa tutta ma non ha la passione, non è innamorato della propria squadra e quindi, quindi ha questo limite oggettivo, un pubblico che insomma, ha dimostrato di essere sempre di palato fine, fin troppo esigente, che noi anche in Serie B non riuscivamo talvolta a avere delle presenze significative, quindi partiamo davvero da lontano. Lì bisogna ripartire da queste macerie e rifare un progetto che sia, come dire, nel tempo capace, suscettibile di provocare il cambiamento. Chi voleva intervenire? si- Scusate, Silvia, non so se voleva intervenire qualcuno, se no Voleva- andiamo a vedere il Cosenza. Gli highlights del Passiamo alle note dolenti, andiamo a vedere gli highlights di Cosenza Fondi, Cosenza che era passato in vantaggio con una bellissima rete di Molto Mungo bella. e che chiude il primo tempo in vantaggio ma che si fa recuperare sul finale. Vediamo gli highlights. Ecco qua, vedere questo San Vito in queste condizioni, Walter, veramente fa male al cuore, eh? Sì. È un peccato veramente. C'era una collaboratrice donna dell'assistente dell'arbitro sabato sera. L'arbitro mi è sembrato scarso, mi è sembrato molto scarso, non è arrivato alla sufficienza, purtroppo ha sbagliato sia lui e ha sbagliato anche, praticamente hanno sbagliato i collaboratori in questa occasione. Cosenza in maglia rosso-blu, in maglia bianca il Racing Fondi che aveva tesserato 2 giorni prima Corvia, caro Mimmo, Corvia Scuola Roma, ex Brescia, ex Latina. Si è accomodato in panchina e poi ha disputato gli ultimi 15 minuti. Qui c'è un tiro dalla distanza di un giocatore della Racing Fondi che in questi giorni poi tesserà Mudingai ex Lazio. Quindi Corvia, Mudingai ce la metterà tutta per arrivare naturalmente alla salvezza perché c'è la Lazio che gli sta dando una mano. E il Racing Fondi si sta tirando fuori da questa zona minata, cosa che non è riuscita al Cosenza, che si porta qui in avanti, c'è il portiere del Fondi che blocca la palla a terra, Elezai. Walter, segnati questo nome, anche tu caro Pitti. Elezai che è un portiere albanese, farà parte della nazionale dell'Albania. E qui c'è il gol di Mungo, veramente bello come esecuzione. Un 1-2 con Baclet, Mungo arriva a rimorchio, avanza, ecco Baclet che ha giocato con un turbante in testa per via dell'infortunio immediato al Lecce, Mungo tira sotto l'incrocio dei pali, questa volta nulla da fare per l'albanese Elezai, 21 anni. E qui nel secondo tempo invece il Fondi cerca praticamente di portarsi in avanti per arrivare al pareggio. Cosenza è andato in paura specialmente stranamente dopo l'espulsione di un giocatore, caro Mimmo, del Racing,
perché il Cosenza poi dal 20° della ripresa ha giocato con un uomo in più, è questo che fa rabbia, vinci 1-0, c'hai un uomo in più e alla fine è questa paura, come dicevo prima, immotivata. Qui c'è Saracco che praticamente effettuerà 2 belle parate su calcio d'angolo e su colpo di testa mi pare di Ricciardo, se non vado errato. Qui c'è una battuta d'angolo del Cosenza e c'è un giocatore che rimedia praticamente un cartellino rosso. Qui è Quaini, un bel giocatore del centrocampo, del reparto del centrocampo laziale, rosso diretto per lui per un fallaccio su Mungo, e quindi il Fondi che praticamente giocherà con un uomo in meno dal 20° della ripresa. Nel Cosenza poi al 36° entrerà il signor Pasquale, un difensore. Cosenza che era partito con un 4-3-1-2 passerà con la difesa a 5. Qui c'è una bella azione di Mendicino, anziché convergere verso il centro, dalla palla a Mungo che arriva a rimorchio, e qui Elezai non si fa sorprendere. Ancora Cosenza in avanti, un tiro di Corsi che termina sulla traversa, e qui comincia l'attacco tambureggiante della formazione laziale. Cosenza che si chiuderà dietro, arretrerà troppo il proprio baricentro, e qui c'è il gol di Nolè ex Ternana, è un giocatore che praticamente ha sempre avuto il gol nel suo DNA. Viene data una palla dalla sinistra, si gira, Dermacu rimane come una bella statuina davanti a lui, lo possiamo vedere, lui si gira e mette la palla alla sinistra del portiere Saracco. La marcatura è Nolè. troppo larga. Allora, Possiamo rientrare in studio. in studio e passiamo Allora. praticamente al dibattito. Si finirà poi, amici carissimi, tra i Tra i fischi, fischi. che è un classico ormai da Poi queste gliel'ha dato parti. sulla E parte quindi destra. un pareggio e chiudo dando la parola agli ospiti, che porta il Cosenza a 9 punti, però resta l'amaro in bocca perché, come dicevo prima, è una squadra impaurita, è una squadra che il pallone gli scotta tra i piedi. Domani c'è questo turno infrasettimanale in trasferta contro l'Acragas e si giocherà sul neutro, anche di questo poi vorrei parlare, sul neutro di Siracusa, perché vengono date delle licenze per problemi strutturali e poi vengono tolte alla Sicola Leonzo che deve giocare a Catania e non a Lentini, alla Juve Stabia. Stabia che ha giocato fino a domenica scorsa a Caserta, L'Agragas. e poi vanno a trovare il pelo nell'uovo, giustamente come diceva il presidente Coscarella, in Casarente. Ma di cosa stiamo parlando se domani il Cosenza deve giocare a Siracusa perché l'Agragas non ha l'Esseneto in condizioni strutturali di poter effettuare una gara di campionato? Titti Branda. Sul Cosenza? È chiaro, l'oggetto adesso è il Cosenza. Hai visto gli highlights? Ho Tu visto sei gli stato un highlights. allenatore anche delle giovanili del Cosenza, inutile che siamo qui. Sì, io... Nel cuore ce l'hai il Cosenza, è ovvio. Beh, è stata la mia vita calcistica il Cosenza, Vero. quindi, però adesso mi trovo benissimo a Rende. Detto questo, io voglio fare 2 considerazioni. La Prego. prima, sì, Interventi però. la classifica è quella che è, e la classifica dice sempre la verità. Per cui se il Cosenza ha 9 punti ed è penultimo in classifica, Un motivo. il motivo c'è. Però io, da quello che ho visto qua e dalla partita che ho visto in televisione con il Lecce, il Cosenza avrebbe potuto fare molto di più, avrebbe meritato molto di più. E l'altra considerazione la vorrei fare sull'allenatore. L'allenatore è stato bravissimo, ho letto la dichiarazione che ha fatto, a assumersi le responsabilità su alcune sue scelte, cose che in questo calcio moderno onestamente non sento spesso, insomma, che gli allenatori si assumono la responsabilità. Perché dico questo? Perché vedendo l'immagine là c'è poco di scelta dell'allenatore che ha messo il quinto uomo, il sesto uomo e il settimo uomo in difesa. Se c'è un difensore che sui 16 metri, invece di marcare come si deve un attaccante sui 16 metri, l'ha marcato all'interno. Ovviamente il centrocampista è stato intelligente, il centrocampista del Fondi, che ha dato la palla a Nolè per girarsi verso destra e concludere. Se la posizione del centrale difensivo del Dermacu. fosse stata diversa, adeguata, o a 4, o a 5, o a 3, o a 1, Nolè non avrebbe segnato.
Allora Walter, da ex calciatore, parliamo un attimo dell'aspetto psicologico. Mancavano pochissimi minuti alla fine, quindi ormai era difficile recuperare, ma il Cosenza, rimasto in superiorità numerica, preso il gol, sparisce dal campo. Ma Personalità. Personalità. è una parola così campata per... Non è. La personalità O ce l'hai. o ce l'hai dentro nel DNA oppure sei un mezzo giocatore, insomma. Però il Cosenza ha dei giocatori che sono, secondo me, abbastanza bravi. Sì, ma non lo stanno dimostrando. Sì, non lo stanno Walter. dimostrando. La verità è questa. Però il discorso è questo, cioè bisogna tornare a monte perché è stato sbagliato qualche acquisto già con l'avvento di Fontana, il progetto di gioco, l'idea di gioco. Bravo, c'è un portiere che era bravissimo, che io so per certo che le volevano due squadre di Serie B. E adesso si trova a fare la riserva perché a livello mentale, molto è scarico, ma non era un portiere che era funzionale a quel tipo di gioco che voleva praticare Fontana. Nulla togliendo a Fontana, che secondo me è un bravo allenatore, però ha trovato delle difficoltà qui, ha pagato. Però adesso, per rispondere a Silvia, il Cosenza vive una situazione secondo me di poca tranquillità, di paura, la paura non deve subentrare nella testa dei calciatori, perché anche le cose più facili poi le sbagli. Rifacendomi a quello che ha detto Titti prima, che colpa ne ha l'allenatore rispetto no, ma qui abbiamo ricevuto molte mail, c'era il caso di far entrare un difensore per difenderti ancora di più, oppure togliere un centrocampista per un centro, c'era per esempio Palmiero col senno del poi, c'era il Tutino in panchina che aveva scontato le squalifiche le 2 giornate, e quindi è uno che se ne può andare alla Urban, è uno di quelli che magari spezzi l'azione e riparti, considerato che Bacletta aveva dato tutto, Mendicino aveva dato pure tutto, era stato sostituito, poi sentiremo Braglia perché ha avuto anche delle critiche, cioè come mai alla domanda dei colleghi l'uscita di Mungo, che era stato il migliore in campo, aveva segnato il gol, e di Mendicino dice me l'hanno chiesto loro. Al di là di questo io sono d'accordo con te sulla paura, sulle ansie, l'abbiamo detto prima nel mio primo intervento, però è una squadra che in questo momento, ecco, il messaggio che deve passare è che è una squadra che va aiutata, è una squadra che deve limitare i danni, signori miei, fino alla fine di dicembre, poi si aprirà il calciomercato, però bisogna limitare i danni, perché questa al momento è una squadra praticamente che deve salvarsi, è inutile che si fanno voli pindarici, perché al momento la realtà dice questo. Io sono d'accordo con Titti Brani. Un'altra cosa, quindi devono mostrare veramente la loro bravura, perché a livello tecnico sono giocatori che a me molto validi, ce ne sono diversi. Ma la Serie C è diversa. Ho capito, l'ho visto, non mi si venga a dire che non è un ottimo calciatore, giocatore di grande esperienza, e purtroppo fa fatica. Bruccini e tanti altri, cioè ce l'ha i giocatori. Io vorrei però porre una domanda: il Cosenza potrebbe avere qualche problema a livello fisico, perché è stato mandato via, sostituito Bruni, il professore Bruni, Roberto Bruni, che l'anno scorso il Cosenza fino alla fine ha tirato alla grande, ha tenuto bene a livello fisico. Noi parliamo di cose tecniche, di cose psicologiche, ma il punto di domanda mia è questo: il Cosenza è nella condizione fisica? Ti rispondo io? Allora, ti rispondo io perché io, siccome l'avevo tutti i giorni, è andato via Michele Bruni, è stato riconfermato, e è arrivato Fontana col suo staff. Arrivato Fontana col suo staff, la squadra non mi è mai piaciuta dal punto di vista atletico. Quando è stato esonerato insieme al suo staff, al vice Tentone, al preparatore atletico, al preparatore dei portieri, è stata affidata come vice la squadra a Roberto Chiuzzi e come preparatore atletico a Luigi Pincenti, il figlio di Pino, e hanno ricominciato, ecco vengo alle tue parole, una preparazione a secco, diversa da quello che aveva effettuato il preparatore di Fontana, le salitelle dietro il San Vito, eccetera. Quindi è chiaro che un po' lo scotto lo paghi, ma perché? Perché evidentemente, così come il preparatore del Milan che è stato mandato via, fa parte di quella concezione di preparazione, quello del Cagliari è stato mandato via, la stessa cosa di quello di Fontana, non lavorano a secco, fanno altro tipo di preparazione. Perché ritengo che il preparatore atletico, il preparatore atletico per me
in una squadra di È calcio fondamentale. è una figura fondamentale. Per questo Montella l'ha mandato via a Milano. Fondamentale, perché il preparatore atletico del Rendi, che è Michele Bruni, Come no? che ha Che un'esperienza salutiamo. straordinaria, salutiamo Quello del affettuosamente, Cosenza è il fratello. Era il Rende va a 1000 perché il preparatore Michele, che Bruni salutiamo. è un preparatore eccellente. Mi fai sentire Aldo e poi sul Cosenza e poi... Parto da questa E poi Mimmo anche sul discorso, diciamo, dal management delle squadre di Serie C in particolare. Parto che da mi questa interessa. considerazione di Walter Perrotta, che secondo me è una considerazione perfettamente inquadrata nel discorso che io e noi qui stiamo portando avanti. È chiaro che io di tutto potevo pensare tranne che di parlare di salvezza del Cosenza. Noi ci dobbiamo salvare, Franco. Sì. Il Cosenza è in una situazione drammatica dal punto di vista psicologico, non so se dal punto di vista atletico e via dicendo, ma certamente questa squadra che gioca un primo tempo ottimo con il Fonti, fa il gol, vince una, poi quando rimane in 10 si sbloccano e si In sbagliano. 10 gli avversari, non tu. E in 10 l'avversario, è chiaro, rimangono in 10 l'avversario e tu psicologicamente dimostri di sbagliare palle che sono di una facilità uno, perché le gambe incominciano a tremarti perché hai la paura che questa squadra può subire il gol e l'ha subito. Quindi a questo punto devo dire che questi giocatori, anche i giocatori, alcuni giocatori, ormai a Cosenza hanno fallito. Bisogna a gennaio nel mercato di riparazioni immediatamente, io ho detto ieri su Facebook, affondare il bisturi. Se ci sono delle mele marce bisogna mandarli a casa, bisogna trovare il modo come far salvare il Cosenza, perché a gennaio, se noi arriviamo già a gennaio con questa classifica, diventa ancora più difficile poi andare anche, perché poi devi di nuovo riassemblare i giocatori, cioè tutto un discorso che va fatto dal punto di vista psicologico e mentale. Ecco perché c'era bisogno di un preparatore atletico, come dici tu, di Bruno e di tutto il resto. Forse il Presidente incomincia a ragionare, ha preso già ha messo in gamba Occhiuzzi che prima era stato messo ai margini, ha preso il figlio di Pingenti, c'è forse un ragionamento che si incomincia a maturare nel Presidente, che non ha responsabilità tranne quella di essersi affidato a gente incompetente che pensava che erano maghi e invece hanno portato a Cosenza giocatori che purtroppo non sono da Cosenza. Quindi adesso che Franco, fammela dire una cosa. Ti interrompo, c'è un signore che ci segue da sempre, il signor Trentinella Tonino. Buonasera agli ospiti, sono d'accordo con voi, il Cosenza non ha giocatori adatti per questo tipo di campionato. Fammi dire un'altra cosa, Sì, Franco, scusami. la possiamo no, dire no, dopo la pubblicità. Vabbè. Ho finito, Franco. Anche oggi ho letto sulla stampa oggi una cosa che non mi è piaciuta. Qualcuno ha detto che l'era o l'epoca di Guarascio è terminata. Signori, c'è un'alternativa a Guarascio? Oppure dobbiamo pensare di tornare a 5-6 anni fa, quando il Cosenza giocava in Serie D, non avevamo i soldi per portarlo in trasferta, non c'erano i vogliamo tornare a quello? Se dobbiamo tornare a quello, se c'è l'alternativa a Guarascio, ben venga un altro grande presidente, altrimenti, signori, stiamo attenti, salviamoci e poi facciamo eventualmente il processo a Guarascio, e lo faremo i primi noi se dobbiamo farlo il processo a Guarascio. Grazie l'amico Cennamo. Pubblicità, restate con noi. Terza e ultima parte di Replay. Allora, una domanda al dottore Bilotta. I numeri degli spettatori sono abbastanza impietosi un po' per tutte le squadre di Serie C, tranne Lecce, Catania e queste realtà molto sporadiche. Come può un presidente, comunque una società, mantenersi con questi comunque risultati? Serie C non ti dà niente. Davvero miliardi di punti, direi. Il calcio in provincia, soprattutto nelle nostre province, è lo specchio e speculare alla situazione economica che abbiamo. Le vecchie figure di presidenti mecenati sono sempre più rare perché la situazione, ripeto, la congiuntura in effetti ha impoverito il nostro sistema produttivo e quindi, come dire, l'obiettivo centrale è quello dell'autofinanziamento, che è veramente difficile da raggiungersi per la concorrenza spietata che oggi c'è dello sport, diciamo del calcio superiore, le televisioni, l'europeizzazione che c'è anche nelle visioni, quindi è davvero problematico. Il Cosenza in realtà l'avrebbe una potenzialità in termini di bacino di pubblico,
che potrebbe, diciamo, un progetto si potrebbe avviare finalizzato almeno parzialmente a raggiungere diciamo, un po' di autofinanziamento. Al momento non v'è dubbio che vi è una situazione di crisi che va anche oltre gli episodi. Io prima ho sentito la descrizione di episodi che hanno riguardato anche la partita e devo dirvi che il gol che ha preso il Cosenza ieri non è molto diverso da quello che ha preso l'Inter col Torino, con Miranda che proprio ha non visto chi ha tirato in porta. Gli episodi, quando un ambiente tiene, un allenatore ha in pugno la squadra, gli episodi vanno superati perché ci possono, siamo tutti uomini, non siamo robot, e quindi si può verificare anche da parte di un professionista eccellente un momento anche di smarrimento. La squadra deve, come dire, deve essere ben guidata, deve reagire, e non v'è dubbio che in questo momento il Cosenza ha un problema di testa che è difficile da ricucire, ma ecco, partendo dai risultati minimi che sono giusto appunto la salvezza, bisogna tentare di non buttare tutto il lavoro fatto in questi ultimi anni, perché sennò poi sarebbe veramente drammatico riprendere, perché ripeto, figure alternative davvero non ce ne sono e c'è un tessuto economico che purtroppo è in grande difficoltà. Ascoltiamo mister Braglia. Hanno chiesto loro il cambio, io non ho scelto niente, l'hanno chiesto loro il cambio. Purtroppo hanno scelto loro il cambio perché non ce la facevano più, si vedeva. Mendicino c'aveva Grampi di sicuro e Mungo gli faceva male all'adduttore. Che gli devi fare? Li fai strappare per tenerli in campo. Purtroppo sì, che si deve fare? Vedrai? No, poi da lì abbiamo perso il controllo del gioco e forse mi ci sono messo anch'io con quella difesa per pararmi un po'. A 10 minuti dalla fine ho detto la porto in fondo. Andava male anche quella, andava male. Periodo che basta un niente per prendere gol, basta un niente. Perciò mi dispiace perché in fondo complessivamente la partita l'avevamo gestita abbastanza tranquillamente, a parte quel periodo lì. Basta poco. Baclé fa un grande lavoro. Baclé è di una generosità incredibile, perciò molto probabilmente siamo mancati un po' nel gestire la palla. No, ma anche per dire lo stesso Bruccini deve farsi dalla palla, deve comandare il gioco. Uno con la sua personalità deve giocare di più, se la deve far dare di più. Allora Aldo, partiamo da te. Questi cambi che non sono stati visti bene dalla stampa, dai tifosi, parliamo in particolare, vabbè, Mendicino è uscito a detta del mister su sua richiesta ed è subentrato Caccavallo. Secondo te Caccavallo nel Cosenza di oggi e nel gioco di Braglia può servire? Beh, partiamo dalla prima, diciamo che quando si fanno, l'allenatore ha una settimana, vede quelli che come si allenano, come stanno fisicamente, quindi mette la squadra che secondo lui sia la migliore. Lui ha pensato di mettere in 3 settimane di avere sempre lo stesso, in partenza gli stessi 11, tranne pochi cambiamenti. E se un calciatore, come dice il mister, e bisogna crederlo perché è una persona molto seria, preparata e capace, dice che questi giocatori hanno chiesto il cambio, probabilmente lui ha dovuto cambiare, aveva quella panchina Bruccini e veniva da un infortunio, l'ha dovuto mettere in campo, poi ha cambiato. Io probabilmente non avrei tolto Loisio, onestamente non l'avrei tolto perché a centrocampo stava giocando bene, probabilmente poteva tranquillamente giocare davanti ai difensori perché c'ha l'esperienza, probabilmente quel gioco, se ci fosse stato un centrocampista, quel gol che gli ha passato la palla al 27 non l'avremmo preso perché la copertura è mancata, la copertura proprio sulla 3/4 per evitare quel gol. Però sono tutte cose che noi li diciamo a tavolino. Per quanto riguarda il Caccavallo, onestamente è una delusione per me, è una delusione perché è stato un grande giocatore, ha fatto grandi campionati, però onestamente quando lo metti in campo non dà quello che dovrebbe dare. Lui è uno che l'uomo se lo beveva 5-6 anni fa, adesso invece non riesce a superare un avversario e non dà la possibilità anche ai due attaccanti di avere un cross per poter buttare la palla dentro. Quindi onestamente Braglia sta facendo quello che deve fare.
però oggi pensiamo alla salvezza. Braglia è l'uomo che ci può salvare. A gennaio pensiamo a mandare a casa chi deve andare a casa, perché molti devono andare a casa, e tutto il Cosenza si mette in moto, perché poi se vediamo siamo penultimi. Però se noi dovessimo vincere con l'Agra, andiamo a 12 punti, ci mettiamo, perché a 12 punti sono 5-6 squadre. Sì, è corta la come dice classifica. Walter Ruzzo, la squadra probabilmente se riesce ad avere, ad essere più tranquilla, ad essere più concreta, più forza, più dinamicità in campo, più concretezza, probabilmente se esce da questa situazione, questa squadra potrebbe veramente prendere il volo. Però bisogna superare questo momento, che è un momento difficilissimo, e Braglia è nelle condizioni di poterlo fare, secondo me. Sì. Mister Branda, si gioca 3 volte in 7 giorni. In questo momento di difficoltà per il Cosenza non credo possa essere una cosa positiva. Brava. Sì, questo è anche vero. Però rende 2 trasferte brutte. Però d'altra parte metterti subito in campo ti dà anche la possibilità di poter reagire e invertire la tendenza. Cioè non avere una settimana di lavoro va bene a tutte le squadre. Però insomma poi hai pro e contro. Certo, una squadra che deve mettere a posto le cose, più lavoro ha meglio è. Però dall'altra parte andare subito in campo potrebbe essere la giusta terapia per svoltare. A proposito dei cambi invece io vorrei dire una cosa, cioe Baclet ha giocato tutta la partita. Sì. Mendicini è uscito. Quindi cioè, se un giocatore come Caccavallo non è in grado di sostituire per 10 minuti Mendicino, allora scusate, proprio siamo veramente ai titoli di coda. Vuol dire che è un giocatore che non può giocare. E questa è la cosa strana. Questo atteggiamento, cioè se questa sostituzione può essere il motivo per cui l'allenatore ha tirato i remi in barca, ma se un giocatore, se un attaccante come Caccavallo non riesce a sostituire 10 minuti, a dare un contributo per 10 minuti, vuol dire che non può giocare più a calcio, ma non credo che così. Purtroppo il calcio è fatto anche di episodi. Sì, l'errore umano, ci sta l'errore umano, ma è fatto di episodi. Se non ci fosse stato quell'errore individuale, perché quello è stato un errore individuale purtroppo, non è che è stato un errore tattico, collettivo, di reparto, è stato un errore individuale. Se non ci fosse l'errore individuale, la partita sarebbe finita 1-0. Però le avvisaglie c'erano già state, perché il portiere rosso ha fatto una grandissima parata. Ha fatto 2 parate sul calcio d'angolo. Prima del gol è stata una grande parata. Ma io dico che al di là dei demeriti dell'allenatore, se un giocatore non ti dà 10 minuti un contributo, sono d'accordo con Ditti, perché adesso poi nella critica nel mirino sono andati un po' tutti, qualcuno ha bersagliato anche contro il Presidente, ma il Presidente si è affidato a Trinchera. Trinchera ha fatto una squadra, ripeto, che per quanto mi riguarda è stata strutturata male, questa squadra, una squadra disordinata, una squadra che, ripeto, non ha né capa né coda, sia con Fontana, con Braglia magari fuori casa ti chiudi e riparti, però in questo momento non vedo un'idea di gioco, perché devi pensare prima a fare la fase difensiva che prima non c'era, adesso piano piano non si è allenato molto, perché in 2 settimane, 15 giorni fa, anche adesso 3 partite in 7 giorni, caro Val, non ha avuto Braglia il tempo necessario per poter mettere un po' a posto questa situazione, quindi i 3 punti sarebbero stato un toccasana, al di là della squadra che non si è espressa per come avrebbe dovuto nel corso dei 90 minuti, però è una situazione delicata, è una situazione dalla quale bisogna uscirne, Braglia lo ha detto, ci riusciremo, ma io mi auguro che a partire da domani contro l'Agracas il Cosenza possa tornare a casa con punti pesanti, caro Mimmo, perché poi sabato avrà in casa la Juve Stabia, così come il Rende 17 punti. Da Alessandria. No, la Juve Stabia, sabato Cosenza Juve Stabia, domani invece è ad Agrigento. Il Rende invece avrà 2 partite importanti, però gioca con la mente libera, 2 trasferte, la prima a Trapani domani e la seconda a Monopoli, che ha riposato ed è seconda in classifica. Franco, scusami, prego. Ma in riferimento a quello che dici tu, adesso c'è un altro problema che viene fuori. C'è il problema a gennaio chi farà la campagna acquisti. Lo so. È un problema serio. Io penso che la campagna acquisti la faccia direttamente Braglia. Penso proprio di perché sì. Da quello che io capisco di calcio, quel poco che capisco, penso che Braglia avrà capito quali sono i giocatori che devono purtroppo andare via e quelli che lui vuole, per cercare di far risollevare il Cosenza, per farlo uscire, perché altrimenti sarebbe il caso che
Trinchera, intelligentemente, una persona per bene, una persona seria, per un fatto di etica potrebbe alla fine dire: signori, me ne vado perché purtroppo vi chiedo scusa, purtroppo il mio progetto è fallito e vado Sentiamo a casa, Mimmo, insomma, sentiamo Mimmo. No, Mimmo Pilotto, come no, interessante. Dovremmo mandare a gennaio via, perché non è che li mandiamo via, abbiamo degli impegni contrattuali che bisogna pagare fino alla fine. Quindi dobbiamo collocarli sul mercato. Collocarli, bravo. Parliamone bene. Parliamone bene, diciamo che non sono strumentali al progetto del Cosenza, ma per altre società potranno avere, perché sennò inguaiamo ancora di più la parte finanziaria della gestione della società. No, ma da questo punto di vista col Presidente Guaraccio si è a posto, la parte finanziaria non avrai mai più ma se ha qualche risorsa in più la investe. Le risorse in ma più troveranno mercato, ci mancherebbe. Se sono venuto a Cosenza in una squadra blasonata, tu pensi che questi giocatori avranno probabilmente a Cosenza sono bravi, ma non sono trovati. Ha detto Mimmo una cosa importante, ha detto che non sono strumentali a questo progetto, non sono strumentali a questo progetto, punto e Poi basta. hanno cambiato anche allenatori, c'era Fontana prima, loro sono trovati quindi è tutta una situazione che va recuperata e va messa al posto giusto, insomma. Insomma, abbiamo terminato C'è sul tempo Cosenza. per ripartire. Ci mancherebbe. Poi vedremo il prossimo turno, cara Silvia, e ricordando che domani si giocherà non ad Agrigento, ma si giocherà sul a Siracusa per quello che vi ho detto prima, per problemi strutturali dello stadio Esseneto alle 14:30. Esatto. Allora, se al Cosenza non va bene, al Catanzaro va peggio, col cambio in panchina e quindi dell'allenatore da Erra Dionigi. 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. Vediamo gli highlights. Vediamo questo gol di testa di Maccarone della Fidelis Andria del Francavilla, scusate. Ecco qua. Segna quasi subito il Francavilla. Sì, dopo 6-7 minuti mi pare. Catanzaro in maglia rossa, Fidelis Andria, ecco qui c'è una battuta all'angolo e qui c'è il gol. Esatto. C'è un colpo di testa di Maccarone. La Virtus Francavilla si porta in vantaggio. Poi il Catanzaro ha avuto qualche buona occasione, ma la più importante l'ha avuta quasi sul finire, a un quarto d'ora dal termine, con Saveriano Infantino che ha colpito il palo. Insomma, il Catanzaro dopo il 3-3 di Trapani ha pareggiato in casa e sabato ha perso appunto a Brindisi. Anche il Francavilla, caro Mimmo, non ha lo stadio, deve giocare, che non è strutturato bene, sta giocando a Brindisi. Quindi questa Lega Pro, quando dà le concessioni per i discorsi così colà, devi essere a posto dal punto di vista strutturale, eccetera, eccetera. E allora, l'abbiamo detto prima, la Secola Leons a Catania, la Juve Stabia fino all'altro giorno a Caserta, l'Agragas a Siracusa. La Virtus Francavilla che gioca praticamente a Brindisi, ma di che cosa stiamo parlando? Le conclusioni sono impietose. Allora vengo a te. Bisognerebbe ridimensionare fortemente il numero anche delle società e quindi questo favorire le fusioni. Quindi ha ragione il nostro amico Franco Giugno quando parla di ristrutturazione dei campionati che si dovrebbe... Che ci puoi dire? Perché purtroppo, vedi, io devo venire in prestito in casa tua perché non ho l'impianto di illuminazione, a rende però no, preteso come diceva Fabio Coscarelli, il Presidente. Io suggerirei di fare anche un po' di raffronti, io onestamente non ho ora i metri, ma un raffronto per esempio con campionato con la Spagna, l'Inghilterra, la Germania. Questo non l'abbiamo mai fatto con la terza serie. Va fatto questo approfondimento e magari dedicare una trasmissione proprio a questo confronto. Questa è un'ottima idea. Io sono convinto che questo numero di società in queste altre nazioni, Portogallo, Spagna, Francia, la Spagna, l'Inghilterra soprattutto, secondo me questo numero di società minori non c'è. Mimmo, ma come lo spieghi tu che tante squadre adesso a dicembre ci divertiamo? Perché quando ci sarà la prima verifica sui conti delle società, ma le squadre piglieranno tante di quelle botte, dei punti, perché tu non hai idea, quindi vuol dire che anche il Modena, il Modena probabilmente sta chiudendo. Hanno escluso la povera Vibonese che ha una società seria, un presidente serio, che proprio poteva. Adesso hanno dovuto escogitare che una squadra deve riposare perché stiamo dicendo è veramente un campionato falsato. È la responsabilità del presidente della C, che non voglio sapere. Gravina. Gravina si chiama. Di Gravina, il povero Gravina si mettesse l'animo in pace, vedesse quello che deve fare. Onestamente siamo veramente all'anno zero. Silvia. Mister Branda, questo cambio a Catanzaro in panchina poi sentiremo Dionigi, non è stato, diciamo, molto produttivo. Da Erra a Dionigi, 3 sconfitte in 5 gare, un pareggio, insomma, niente di importante. Sì, non sempre il cambio è produttivo alle società.
Non è solo il caso del Catanzaro. Il Catanzaro al momento non ha trovato la ricetta giusta. Io l'ho visto giocare a Rende, è una squadra dalle ottime individualità che però ha difficoltà ad esprimere il gioco. Io ho visto individualmente un attacco, il nostro ex Letizia, adesso Letizia Infantino che era a rendere in panchina, in mezzo al campo giocatori importanti, Benedetti, eppure Rende l'ha messo sotto al Catanzaro. Il Rende l'ha messo sotto, quindi in quel momento con Erra aveva difficoltà, ma che sta esprimendo anche adesso. Quindi molte volte il cambio dell'allenatore è soltanto iniziale, dal punto di vista proprio emozionale, ti può dare qualcosa, ma sostanzialmente è il progetto quello che fa la differenza. È come si costruisce una squadra, come un allenatore può lavorare con la squadra, ma veramente pensiamo che un allenatore che arriva il lunedì, la domenica ti porta in campo alla bacchetta magica e ti fa vincere 5-0. È un fatto emozionale, ovviamente il giocatore si sente sulla corda, sul nuovo allenatore, dà qualcosa in più, ma è un andamento che ovviamente poi va a scemare. Quindi non sempre l'allenatore, no, non sempre. Io per esempio i frutti sperati. Bravo, che dobbiamo chiudere poi. Sì, se vogliamo proprio metterci vicino e fare un esempio nostro, se parliamo del Cosenza dell'anno scorso. Quando il nostro presidente ha deciso di cambiare Roselli, legittimamente, perché un presidente può decidere di cambiare un allenatore, doveva cambiare un allenatore in prospettiva, perché ormai l'obiettivo dell'anno scorso, bene o male, era stato raggiunto e non era il cambio dell'allenatore che te lo faceva raggiungere, ma serviva quell'allenatore per già programmare l'anno successivo, cosa che non è stato. Cioè in questo modo può essere produttivo il cambio dell'allenatore, ma non in corso d'opera. Benissimo. Walter, sul Catanzaro, brevemente, gli obiettivi di inizio stagione erano diversi, l'entusiasmo era alle stelle, anche con un pubblico abbastanza numeroso per le prime gare, 6-7 mila spettatori. Si pensava che il Catanzaro sperava di fare un campionato diverso e con un allenatore che a mio avviso l'allenatore che è stato esonerato, per me è un allenatore molto bravo. Bravo, valido, sì. Molto valido, sì. E però gli è andata male, è stato sostituito da Dionigi e come diceva Titti, concordo assolutamente, gli effetti non sono sempre positivi naturalmente. Però io penso che il Catanzaro con questa società, che è una società solida, del presidente noto, un grandissimo imprenditore e i soci che fanno parte di questa società, io penso che abbiano un futuro abbastanza roseo. Allora, brevemente... Scusa, volevo dire una cosa. No, non abbiamo tempo. Non mi meraviglio se ritorni di nuovo Erra a Catanzaro. Ah, sì, vedremo. Potrebbe. È successo l'anno scorso e l'ha salvato. Franco. Brevemente, la Regina 0-0 a Caserta, vediamo gli highlights, anche se Franco uno scialbo 0-0, diciamo sì, uno così. scialbo 0-0, se vediamo gli highlights, nulla di particolare. L'unica cosa da segnalare in questa partita è che sono stati espulsi 2 giocatori, Laizza della Regina e Alfagheme della Casertana. Comunque un punto importante per la formazione dello Stretto, perché in effetti la Regina si porta a 17 punti, così come il Rende in zona playoff. Mimmo, quello che dicevamo ad inizio praticamente trasmissione, è una squadra che è basata sui giovani, con qualche giocatore diciamo importante come De Francesco, come Porcino, che è un prodotto del vivaio locale, ma principalmente come l'attaccante Bianchimano, che è un ragazzo che in sottorete, caro Titti e caro Walter, ci sa fare. Qui 17 punti sono veramente importanti, forse la Regina non pensava in suo campionato di arrivare dopo 12 gare ad avere simili situazioni. Comunque un in bocca al lupo a Maurizi, l'allenatore Maurizi, che è un profondo conoscitore e di giovani, ha allenato anche la selezione, la rappresentativa, caro Walter, ti ricordi? Sì, di Serie D. Nazionale di Serie D.
e il presidente Praticò che sta facendo notevoli E sforzi. il pubblico di Reggio come sta Il pubblico di rispondendo? Reggio non sta rispondendo molto bene nonostante eccetera, perché non ha gradito forse il progetto iniziale, 3.500 squadre blasonate eccetera, Però, si aspettava qualcosina in più, certo rispetto alle altre, però insomma c'è questo Che la discorso Regina la è un'altra nobile decaduta, una nobile quindi- decaduta insieme al Catanzaro. Fatto la sta Regina che di più, la Regina delle di più del 4, Catanzaro. caro Mimmo, che partecipano a questo campionato di Serie C, stanno meglio sicuramente Rende e Regina, che hanno puntato sui giovani, non Cosenza e Ma, Catanzaro. insomma, il Rende diciamo, punta un punto di merito il fatto che non è capoluogo di provincia, è una squadra diciamo, piccola, Sì. praticamente. L'hai detto tu, un piccolo Che è Chievo. una nicchia sicuramente diciamo, da 10 lode. Ecco. Bene, andiamo a vedere il prossimo turno, Sì. turno infrasettimanale, lo ricordiamo, si gioca domani. Andiamo a vedere con l'aiuto della regia le gare. Con l'aiuto- Allora, iniziamo. Agragas Cosenza, Bisceglie Matera, Catanzaro Monopoli, Juve Stabia Francavilla, Lecce Casertana, Paganese Catania, Regina Siracusa, Sicula Leonzio, Fidelissandria, Trapani Rende. Bene, che c'è da dire, Franco? Partiamo dalle calabresi, vediamo il Catanzaro che ospiterà il Monopoli, che è messo molto bene in classifica generale, ha osservato un turno di riposo e quindi ha, come dire, 7 giorni in più di pausa nelle gambe. Per quanto riguarda poi la Regina Siracusa è un altro incontro diciamo, molto bello, perché il Siracusa ha perso in casa sabato scorso e quindi ha intenzione di rifarsi. La Regina sta andando avanti, ne abbiamo parlato prima molto bene della formazione di Maurizio, che salutiamo, il nostro amico Maurizio, 17 punti, quindi gara da seguire, e il Rende che come dicevamo prima con Titti giocherà a Trapani, una nobile decaduta, caro Mimmo pure questa, il Trapani. Ha giocato in Coppa Italia con l'Inter solo due o tre anni fa, no? Sì, esattamente. E quindi, e vabbè, Mimmo per quanto riguarda l'Inter è una Bibbia. Per quanto riguarda E poi il Cosenza che giocherà domani, come abbiamo detto, sul Nero di Siracusa contro l'Acragas, una partita molto importante perché 9 punti il Cosenza, 9 punti l'Acragas. L'Acragas arriva da 3 sconfitte consecutive, il Cosenza è il dente avvelenato per non aver battuto il Fondi sabato e quindi ci sarà da una parte e dall'altra una grande battaglia. Vedremo se il Cosenza dal punto di vista proprio mentale, psicologico riuscirà a recuperare quelle che sono le energie che praticamente sono state perse in tutte queste 12 gare di campionato. Benissimo, allora ricordiamo la gara di domani sarà alle 14:30, poi il Cosenza giocherà nuovamente in casa sabato Contro la Juve Stabia alle 18:30. alle 18:30. Ringraziamo gli ospiti che sono intervenuti qui oggi con noi, il dottor Bilotta, grazie di essere stato con noi, Grazie, il nostro Mimmo. ospite, Grazie a voi. il nostro amico Aldo Cennamo, Grazie, buon pomeriggio a tutti. l'osservatore calcistico Walter Perrotta Buonasera. e l'allenatore dell'Under 15 del Rende Calcio Titti Branda. Grazie a voi. Grazie Franco, Grazie a te. grazie a tutti di averci seguito, ci ritroviamo lunedì prossimo sempre alle 15 su Tele Europa Network. Arrivederci.